Buonasera a tutti e benvenuti a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e con noi abbiamo il dottor Romano Turri, segretario del Collegio dei Geometri di Verona, e con lui parleremo del super bonus 110%. Buonasera Romano. Ciao Matteo, grazie dell'invito. Allora, incominciamo. Intanto spiegami cos'è il collegio dei geometri. Io sono un profano, sono questo. Allora, il Collegio dei Geometri è un ente pubblico non economico che è sotto l'egida del Ministero della Giustizia, al quale sono iscritti tutti i liberi professionisti, nel nostro caso che esercita la professione di geometri, della provincia di Verona. Per ogni città ce n'è uno territorialmente che raccoglie gli iscritti di ogni singola provincia. Ho capito. Bon, perfetto. Tu sei il segretario, come ho detto appunto, di questo ordine. Io sono Dichiaro. segretario dal 2014, dal 2016, scusami. Perfetto. Allora, andiamo sull'argomento. Decreto rilancio. Nel decreto rilancio del governo Conte è stato inserito questo super bonus 110%, cioè oltre all'inverosimile. Che cos'è e chi può usufruire di questo super bonus? Allora, che cos'è? È un intervento fiscale inserito appunto nel decreto rilancio di cui facevi cenno un attimo fa, che ha lo scopo di favorire un po' il settore dell'edilizia che è ripiombato in crisi a seguito di questa pandemia scaturita dal Covid-19 e che ha lo scopo di favorire gli interventi di efficientamento energetico e lavori di natura strutturale che riguardano il nostro patrimonio immobiliare. Patrimonio immobiliare che va dal condominio alla singola abitazione. Il decreto legge è stato fatto, è stato promulgato, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ora però per rendere operativo queste modalità e questo bonus servirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà arrivare, così ci hanno detto e così è scritto, entro 30 giorni dall'entrata a vigore appunto del decreto. In più servirà un decreto del MISE, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, con cui saranno definite tutte le modalità di trasmissione delle asseverazioni tecniche all'Enea e dopo vediamo di che cosa si tratta. Chi può Quindi usufruire speriamo che non arrivi sera. Come? Speriamo che non arrivi al 29° giorno. Esatto, è il terrore di noi professionisti in questo momento, visto che i bonus partono dal 1° luglio, che le linee guida ci arrivino il 29 giugno o il 30 giugno, ma speriamo di no, dai, facciamo le corna. Dicevi, chi può usufruire di questi interventi? Allora, in primis la parte del leone, leggendo in questo momento il decreto, sarà per i condomini. Però non solo i condomini possono usufruire di questi interventi agevolati, possono usufruirne anche le singole unità immobiliari all'interno dei condomini, oppure le abitazioni unifamiliari o piccole abitazioni, a condizione che siano adibite a prima casa. Sono completamente escluse da questa possibilità di usufruire capannoni, attività in genere. Quindi al momento il decreto prevede l'agevolazione solo per abitazioni e condomini. Nei condomini può essere usufruita anche dai proprietari di seconde case, cioè io casa mia ho un appartamento che ho preso a scopo di investimento in un condominio, se il condominio intende procedere a un intervento, posso intervenire anch'io, posso farlo anch'io sulla mia singola unità immobiliare. Ho capito. E quanto durerà questa misura e quali sono gli interventi ammessi? Allora, la durata è di 18 mesi, come previsto dal decreto, partirà dal 1° luglio del 2020 fino tutto il 31 dicembre del 2021.
Come tutti gli altri bonus già esistenti, quindi 65% per le ristrutturazioni, 50 o altre, o il bonus facciate di cui si parlava fino a poco tempo fa, il 90%, sono norme che si basano sul principio di cassa, cioè cosa significa? Che tutte le spese che sono sostenute devono essere documentate e essere all'interno di questo periodo. Mi spiego, se faccio un intervento di quelli ammessi, la sostituzione della caldaia la faccio oggi, non posso usufruire di questo super bonus, eco bonus del 110%. La spesa deve essere fatta e sostenuta e l'intervento dopo dal 1° luglio fino al 31 dicembre del 2021. Per far scattare questo meccanismo di rimborso, detrazione del 110%, è necessario che venga realizzato almeno uno di questi 3 interventi che adesso ti vado ad elencare. Se sono troppo tecnico, dimmelo, che magari scendo magari nel particolare, cerco di parlare in modo più semplice e comprensibile per tutti. Allora, diciamo, l'intervento principe è sicuramente l'isolamento termico degli immobili, il cosiddetto cappotto, che però deve essere eseguito per almeno il 25% della superficie disperdente dell'ordine dell'edificio. Cioè non è necessario fare magari tutti e 4 i lati dell'edificio, ma non posso neanche dire faccio solo una facciata, magari la più esposta, perché questa potrebbe essere che non è il 25% dell'intera superficie che mi porta a una dispersione termica. Questo intervento ha un massimo di 60.000 euro. Nel caso dei condomini, però, si parla di 60.000 euro ad unità immobiliare, quindi è un intervento che ha un suo perché. L'altro intervento è l'installazione di caldaie, pompe di calore o a condensazione a basso consumo. In questo caso l'intervento ha una spesa massima di 30.000 euro, sempre per unità immobiliare. L'altro ultimo intervento, diciamo, dei 3 principali è la realizzazione di adeguamento antisismico di alcuni di edifici, a patto che contemporaneamente o a seguito di questo intervento venga poi stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio sismico. Quest'ultimo intervento è solo consentito per lavori effettuati su immobili che sono siti in zone sismiche 1 e 2. Questo è un tecnicismo perché il territorio italiano è suddiviso in zone in base al grado di sismicità del territorio e quindi non tutte le zone possono essere coperte in questo intervento, ma in zone sismiche 1 e 2 e in zona sismica 3 solo su aree che non superano i 1.500 abitanti per comune. È un po' complessa questa ultima parte qua dell'adeguamento sismico e quindi prima di dire sì, posso farlo e mi sfrutto il 110%, qua è proprio il caso di consultare un tecnico, anche negli altri casi vedremo anche il perché, ma soprattutto in questo caso perché vanno fatti degli studi approfonditi a monte prima di decidere se l'intervento può essere fatto o meno. Comunque questi interventi sono anche accumulabili, quindi se una famiglia volesse fare, quindi il cappotto e la caldaia. Esatto. Dopo c'è da dire anche un'altra cosa, che la norma prevede che a seguito di questi interventi di miglioramento energetico il mio edificio deve fare un salto di categoria energetico di almeno 2 categorie. Mi spiego. Oggi come oggi gli edifici sono classificati dalla categoria G, che è la più bassa, alla categoria A++, che è la più performante. Se io parto con il mio edificio che è in classe F o E, che possono essere tanti edifici che hanno bisogno di miglioramenti, il miglioramento mi deve portare a un salto di categoria, portando in categoria D o in categoria C. Nel caso che io non abbia questa possibilità, devo giustificarlo e spiegare i motivi per cui non è possibile e comunque garantirne almeno un salto, perché lo scopo, ok, 110%, ok, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio che gli italiani ristrutturano a 0 euro,
vedremo se sarà veramente vero, ma crediamoci, dobbiamo crederci, però lo scopo anche principale di questa cosa è il contenimento energetico e il miglioramento prestazionale dei nostri edifici, sicuramente. Ecco, un'altra cosa che volevo far presente è che contemporaneamente a uno degli altri interventi che abbiamo visto prima, dei 3 interventi principali, possono esserne abbinati degli altri che in caso di realizzazione singolo non potrebbero essere fatti. Mi spiego: il montaggio di pannelli solari da solo non ti darebbe il diritto di fare la detrazione al 110%, ma se io lo abbino a uno degli interventi che abbiamo visto prima, posso detrarlo con una spesa massima di 48.000 euro, così come il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari, altri interventi previsti dal vecchio bonus o la realizzazione, addirittura hanno inserito delle colonnine per ricaricare le batterie delle auto elettriche, e dove rientrano anche per le facciate intonaci infissi che risultano agevolabili se rientrano nel piano di progetto finalizzato al miglioramento e efficientamento energetico. È ovvio che se vado a rifare il cappotto esterno di un fabbricato, non è che metto il cappotto, devo rifare anche la tinteggiatura, quindi la tinteggiatura che vado a rifare mi rientra nel 110%. Sì. Spero di essere stato abbastanza chiaro e comprensibile. Sì, ricordo a tutti, che persone che ci seguono, se ci sono domande o chiarimenti basta scrivere nei commenti e poi girerò la domanda a Romano. Io ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che tutti noi professionisti stiamo ragionando su un decreto pubblicato, ma che ci manca quella guida fondamentale che dicevo all'inizio, che sono le circolari attuative, che probabilmente non andranno a stravolgere l'impianto del decreto, però saranno tutte quelle informazioni in più, saranno tutte quelle chiavi di apertura di tanti dubbi che abbiamo in questo momento, non tanto sul decreto in sé, ma sulle modalità proprio operative di come dovrà essere impostata una pratica, perché non è una passeggiata, lo dico. Cioè, giustamente, forse anche vista la possibilità che ti danno di detrarre non tutta la spesa ma di più, è giusto anche che ci sia un certo controllo di un certo tipo, questo è fuori di dubbio. Le spese del tecnico rientrano nel 110 o rientrano nel 110? No, anche perché il tecnico non sarà un attore secondario di questa cosa, perché alla fine ha una bella responsabilità, perché alla fine il ruolo del professionista diventa fondamentale per questa operazione, perché deve fare una relazione terminate le opere nella quale assevera e quindi si assume una responsabilità che i lavori sono stati fatti seguendo i criteri determinati, applicando prezzi che sono di mercato, e anche qui ci dovranno dare dei riferimenti a quali prezzi sarà la Camera di Commercio piuttosto che la Regione Veneto nel nostro caso, piuttosto che il tecnico dovrà redare un'app, il famoso attestato di prestazione energetica, che ti certifica il passaggio delle due classi energetiche. Una copia di questa asseverazione dovrà essere trasmessa all'Enea, e qua per i tecnici, è stato scritto nel decreto, hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa almeno di 500.000 euro per coprire eventuali danni in caso di asseverazioni mendaci. Quindi ecco perché dicevo che il ruolo del professionista non è tanto secondario in questa fase. Ho capito. C'è una domanda subito che appunto mi chiedono se per le aziende, abbiamo appena parlato dei privati, e le aziende invece in questo caso? Sembrano escluse a priori. A priori escluse, perfetto. Sì. Allora, invece di abitazione, prima casa. Allora, c'è una domanda complicata. Se una persona ha presentato l'inverno scorso il progetto di ristrutturazione, ma farà i lavori il prossimo autunno, quindi all'interno del periodo del super bonus, potrà usufruire dell'agevolazione? Sembra di sì. Dico sembra sempre perché manca quel famoso circolare attuativa, però se vado ad interpretare quanto scritto sul decreto e quelle che sono le regole ad oggi in vigore per le detrazioni fiscali, parla che posso detrarre lavori eseguiti dal al
L'importante è che prima di quella data non siano stati fatti i pagamenti in acconto, oppure se quello che è stato fatto in acconto, probabilmente quello non potrà essere detratto. Ho capito. Però E per quanto riguarda mi riservo di essere più preciso e magari se dici Matteo la butto lì così, il la giorno che sera, uscirà la sera del 29 ci ritroveremo a leggere la circolare esplicativa che magari potrà fugare altri dubbi. me lo segno già. E Mi per sono quanto tirato la riguarda zappa sui piedi, ma va bene, dai. Va bene per così. quanto riguarda la cessione del credito, Ecco, la cessione del credito è uno dei tanti dubbi che ci stanno sorgendo. Perché? Cos'è il meccanismo dovrebbe funzionare così. Il cliente commissiona il lavoro, spendo 10, l'impresa mi fa la fattura di 10 con lo sconto del 100%, quindi io pago 0 all'impresa. L'impresa lavora gratis? No, deve pure rientrare quel parte. Che possibilità di prendere, lo dico l'impresa, ma lo può fare direttamente anche il committente, prendere quella fattura lì, la gira alla banca o a una finanziaria o società grosse tipo l'Ene che sta facendo un'operazione di questo genere, gli gira questa fattura, incassa i soldi, quindi i 10.000 e si tiene il credito per 11.000 in questo caso. Questo credito la banca, la società finanziaria o la società lo può usare come credito d'imposta. Quindi questo è il meccanismo del quale stiamo aspettando proprio la circolare esplicativa per capire come far funzionare il meccanismo. Si stanno già muovendo, è chiaro che la piccola impresa potrà far fatica a fare tutti i lavori di questo tipo, dovranno nascere proprio una sorta di catena, una sorta di filiera dove sono coinvolti committente, impresa e banche o servizi finanziari. Uno dei dubbi che sta nascendo è certo che se le banche diventano gli attori principali o le società finanziarie può essere un grosso vantaggio, può anche essere un punto interrogativo. Al momento è un punto interrogativo, ma ci stiamo già interessando e ci sono comunque parecchie società che cominciano ad approfondire la cosa, ad essere interessate a questo tipo di cessione. un'altra domanda che mi arriva riguarda l'IVA. L'IVA è a carico del cliente o passa insieme alla detrazione? Dovrebbe essere dentro alla detrazione. Quindi Mi sì, se scuso rientra con tutti su uso condizionale, mi scuso con tutti su uso condizionale, ma in questo momento non posso esimermi da dare certezze. ci troveremo la sera del Sì, sì, decreto. sì, 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 sì. Per quanto riguarda il ruolo, in questo momento è il ruolo del professionista, quindi il ruolo del geometra, il ruolo dell'architetto, dell'ingegnere che dovrà redigere il tutto, Allora, che si assume tutta la responsabilità. come ti dicevo prima, si assume una grande responsabilità, ma insomma fa parte anche del ruolo del professionista avere una professionalità e quindi essere preparato ad affrontare certe tematiche, ad affrontare le pratiche in un certo modo, quindi ci vuole sicuramente una preparazione a monte. E il ruolo del professionista sarà quello appunto di redare la relazione finale, ma in tanti casi sarà che quello di preparare una pratica edilizia, perché alcune opere dovranno essere soggette ad autorizzazione edilizia e dovrà essere attento alla direzione dei lavori e a far usare materiali che siano poi che rispondano alle prescrizioni di quanto previsto il decreto. Non posso usare quello che voglio, devono usare materiali che mi diano determinate prestazioni. Quindi un ruolo centrale che avrà il suo costo, ma il costo comunque va detratto, quindi con le dovute proporzioni, senza voler speculare su questa cosa, neanche però che la prestazione del professionista sia regalata, diciamo, tra virgolette, al committente. La famosa parola gratis fa Gratis, muovere il mondo. gratis, esatto.
Allora, un ragionamento che, visto come in Italia succede, il primo che arriva ben alloggia, le unità abitative individuali sicuramente saranno più avvantaggiate rispetto ai condomini, perché fai la riunione condomini, cioè, e le tempistiche saranno diverse. Quindi, quali altri dubbi potrebbero nascere in questo? Ma guarda, è sicuramente i condomini sono sicuramente più eh, avvantaggiati su questo tipo di operazione perché hanno una capienza economica più forte, più importante. È vero il discorso che dicevi tu sulla tempistica, perché leggevo proprio oggi che tanti si stanno facendo dei ragionamenti, sì è vero 31 dicembre 2021, ma fa presto ad arrivare. Un condominio comincia a pensare all'intervento da fare, riuniscila con l'assemblea per dare incarico a un professionista, qualcuno di studiare, fai lo studio, prepara preventivi, cerca un'impresa che potrebbe farti il lavoro, rifai l'assemblea condominiale per deliberare il tutto e dopo c'è da fare il lavoro. Quindi è vero, c'è tempo, ma non bisogna perdere neanche tanto tempo. Quindi un altro dei dubbi è: speriamo che tutta la procedura sia, da un punto di vista proprio burocratico, anche snella, cosa che abbiamo chiesto anche come categorie professionali, che venga snellita proprio la parte burocratica per ottenere le autorizzazioni o quello che serve. Quindi l'invito intanto per le unità abitative singole, cominciate a contattare gli propri idraulici e fatevi fare degli preventivi. Vabbè, può essere anche in questa fase qua di cominciare a far chiedere un preventivo, e tanto il preventivo, bene o male, insomma, va fatto prima di fare il lavoro. Quello non è che uno, perché si fa fare il preventivo, dopo gli deve pagare la prestazione del lavoro, e quindi può essere che per guadagnare tempo ci si comincia a ragionare. Io non ti nego che qualche amministratore di condominio ha già cominciato a chiamare per interessarsi, per portare avanti anche qualche studio di fattibilità da tenere lì e valutarlo al momento debito. Sì, o perlomeno per quanto riguarda il cappotto, verificare se il 25% della parete è il Esatto, 25%. Questi esatto. calcoli qua, devi buttarsi avanti e non arrivare impreparati. Adesso c'è un'altra domanda. È vero che può Attivo succedere... Mauro Bertaiola, molto attivo con le domande. Che tra, che Sì. tra- che tra l'altro penso che con lui abbiamo fatto un lavoro qualche anno fa, se non ricordo Eh, male. Allora, è vero che può succedere le ESCO o agenzie che assorbono il credito, poi allegano spese di consulenza, analisi pratica, eccetera, alla fine fanno ulteriori fatture senza controllo. Eh, questa... Eh, È un discorso che è girato sui social. Non lo so, staremo a vedere. Io credo che, vista l'opportunità che il governo intende dare ai cittadini e al comparto edilizia con questa iniziativa, sia molto, io me lo auspico anche, molto rigidi nei controlli proprio per evitare queste cose un po' da furbetti. Insomma, eliminiamo il furbetto del quartiere, facciamo le cose fatte bene. È una misura che può anche effettivamente rilanciare in questo periodo il mondo dell'edilizia, però giustamente io chiedo, pretendo ed esigo che ci sia anche un controllo serio e anche su queste cose qua. Questo ce lo aspettiamo un po' tutti, ma penso Mm. che qua, perlomeno nelle nostre zone, problemi di questo genere non ce ne siano. Siamo abbastanza ligi, siamo abbastanza ligi al rispetto delle norme. Sì, 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 E, sì. se non ci sono altre domande, Romano, io ti ringrazio. Come abbiamo detto, ci rinnoviamo l'appuntamento appena uscirà il decreto con le norme attuative. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e rinnovo l'appuntamento per domani sera con l'appuntamento 4 domande A, tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 21. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a voi, buonasera, è stato un piacere. Grazie ancora Romano. Ciao, ciao, ciao.